Con la Sicilia a zona gialla qualcosa a livello calcistico verrà quasi certamente rivista. Attualmente, con le ultime disposizioni federali, era stata predisposta la chiusura degli uffici del Comitato regionale Sicilia, compresi quelli provinciali e distrettuali, sino a tutto il prossimo 5 dicembre del 2020. Solo dopo questa data il Comitato regionale prenderà delle decisioni sulla ripartenza dei vari campionati dilettantistici. Tante le ipotesi, nulla al momento di concreto. Ma cosa potrebbe succedere? Da più parti si richiede quanto è attualmente in atto in Serie D, e cioè utilizzando gli stessi protocolli sanitari. In poche parole, attuare il controllo settimanale dei calciatori e qualora ci fosse un positivo, isolarlo e continuare a giocare. Ma ci sono altre idee proposte dalla stessa società e riguardante un aiuto economico da parte della Lega per coprire le stesse spese sanitarie al fine di garantire settimanalmente tali controlli. Ma quando potranno riprendere i vari campionati di eccellenza a scendere? Dicembre è dietro l'angolo ed è ancora prematuro fare delle ipotesi. Certamente, salvo decisione dell'ultima ora, si potrebbe riprendere il prossimo anno con allenamenti e preparazione atletica. Poi, sperando in un andamento meno cruento del Covid, si potrebbe dare il via ai vari campionati dalla fine di gennaio ai primi di febbraio. Intanto la FIGC, con una nota ufficiale, fa sapere che sono cambiate le date della sessione invernale del calciomercato per le società dilettantistiche. I club di Serie D ed Eccellenza potranno tesserare nuovi calciatori a partire dal 1° dicembre e sino alle ore 19 di venerdì 26 febbraio. Discorso diverso per i calciatori svincolati non professionisti che potranno invece essere tesserati fino a mercoledì 31 marzo.